primo tempo di questa highlights è offerto da Fratelli Lucchiari, azienda di est di vendita e noleggio macchine e attrezzature per l'edilizia, e Alfonso Argeo, impianti elettrici. Calcio e punizione per il campo d'Arsego a battere Guito, va basso per Pasquato, stop, sistema, alza la testa, poi calcia Pasquato con il destro, si distende molto bene Galassi, primo acuto per il campo d'Arsego. Tutte le torri in mezzo, c'è Giolù, De Vido, c'è Cuomo, c'è Demo. Pasquato va in mezzo, dove non ci arriva nessuno di poco, la palla era verso Giolù. Lazzaro può spingere a destra. Pensa al cross, non lo fa partire perché c'è Pasquato che lo mette in mezzo, poi lontano dalla Bernardina di testa. Ancora campo d'Arsego però, c'è Giolù che prova a sistemarla, De Vido calciano, finta su Caporello, buona la palla per Andreca che è in area, Andreca calcia! Con il destro a giro, mani sul volto per Andreca. Si allontana Picardi, allora Poletto va in mezzo, dall'altra parte largo a cercare Caporello con il destro, ci prova, blocca Conti, palla debole. De Vido prova ad andare l'ex, poi bravissimo Picardi a rubare questo pallone, alza la testa e dà una palla spaziale per Aloia che è scappata alle spalle della difesa del campo d'Arsego, deve retreggiare anche Conti, Aloia in area sterza perché ha triplicato, aspetta idee, c'è Barzon! Che col sinistro letale sblocca il match per l'Est e porta avanti i giallorossi 1-0. Il secondo tempo di questa highlights è offerto da Mada SRL, azienda di est specializzata in directional drilling e TM costruzioni dal 1983, artefici d'imprese. Galassi vuole andare in rinvio lungo. Infatti palla a cercare Aloia, palla che rimbalza, non semplice, Aloia però lotta e vince questo rimpallo. Poi dà una palla buona per Picardi che sta arrivando forte come treno a sinistra, la mette in mezzo, Zanini non bene, palla che si impenna, prova a fiondarsi Barzon, ma la blocca Conti. Cola, viene incontro Aloia in aria, bravissimo Aloia con il piede per, non se ne va, Aloia calcia! Era diventato un tiro cross per Picardi, occasionissimo qui per l'Este. Barzon della bandierina, si è liberato Pegoraro in area, attenzione, poi palla per Dalla Bernardina col sinistro, ma si era liberato alla grandissima qui Pegoraro in aria. Colpisce di testa Demo, poi c'è Cuomo che prova a insistere, palla che torna per De Vido, prova Alex a calciare, palla deviata, c'è Andreca in area, sovrapposizione di Pasquato che è in area, Pasquato calcia, para Galassi centrale, poi Barzon lontana. Ancora Galassi che abbassa la saracinesca. Tante sono davvero le parate di Galassi non solo oggi ma in tutto il campionato, davvero eccezionale Galassi. Palla in mezzo, Sanat colpisce, poi Pegoraro lontana, Picardi lontana che lui le minacce, serie di colpi di testa, palla che non vuole scendere, Sanat, Giacomazzi è lontana, c'è Pasquato, mossa di tacca in fu, para Galassi, poi c'è Giolù! Cosa ha fatto Pegoraro? Palla che termina fuori, sontuoso Pegoraro qui. Palla a cercare Sanat, colpisce Giacomazzi, Poletto contro Pasquato, alla meglio Poletto, poi Barzon, palla che se la allunga e allora c'è Guito, ancora campo d'Arsego, Pasquato può anche calciare da lì, zona tiro, la mette in mezzo dove c'è Giolù con il destro che si impenna, palla sul fondo, ancora campo d'Arsego, adesso prova a premere in questi ultimi minuti di gara. Tramonte colpisce e adesso deve però accelerare le manovre il campo d'Arsego, ma c'è già il fischietto in bocca al direttore di gara che infatti dice che basta così! L'Este vince contro il campo d'Arsego grazie al gol di Barzon e sale a quota 47 punti in classifica.